Con Cifre in Chiaro ci siamo occupati spesso di mutui, li facciamo anche oggi perché se comprare casa è una scelta importante, quella del prestito ci può condizionare la vita e allora vediamo a quali e a quante cose dobbiamo stare attenti. Io ad esempio di un impianto idraulico non capisco niente e quindi ognuno ha le sue specifiche competenze. Io se devo farmi truccare vado dall'estetista e se ho bisogno di un lavoro a maglia me lo vado a far fare da una persona che è in grado di farla. Allora, la prima cosa da chiedere in banca quando si ha bisogno di un mutuo è un'informazione chiara e comprensibile. Il foglio informativo che si ha il diritto di richiedere deve contenere le condizioni economiche dell'operazione e le principali clausole contrattuali. Importante sapere tra l'altro il tasso nominale e quello effettivo, la durata, le rate e i relativi importi, le spese accessorie. Il cliente ha diritto ad avere una copia completa del testo del contratto per leggerlo con calma. È bene anche chiedere in anticipo il piano di ammortamento. Non ci si può trovare a pagare una rata che poi in realtà non si è in grado di pagare, perché magari si pensa che quella rata dei primi mesi sia la stessa che ci accompagnerà per tutto il tempo. Questo non è vero perché il tasso è variabile, oppure perché ci sono delle spese che noi non abbiamo preso in considerazione e che finiscono poi per appesantire. Ad esempio ci possono essere degli altri costi che si deducono da che cosa? Dall'indicatore sintetico di costo. Quello è un numeretto che può essere un punto di riferimento che ci serve per confrontare in maniera omogenea, ad esempio, i vari mutui da una banca all'altra. Il problema è che a volte la persona che si rivolge a una banca non riesce ad averlo già dal primo momento. Tra le voci di costo aggiuntivo possono esserci le spese di perizia e di istruttoria, il compenso per l'eventuale mediatore, le assicurazioni più o meno obbligatorie. Ci sono poi imposte e spese notarili. Dal notaio si ha diritto a ottenere un preventivo. Importante poi tenere conto dei tempi. Per far sì che i soldi siano concretamente disponibili quando serve, è prudente muoversi con 60 giorni di anticipo. Molte altre sono le informazioni che è bene avere prima di scegliere la banca, che riguardano per esempio il tasso di mora, l'importo dell'ipoteca, le modalità dell'estinzione anticipata. Su tutto questo porta l'attenzione la guida elaborata dal Consiglio nazionale del notariato con le associazioni dei consumatori. Le banche diciamo che spesso non fanno tutto quello che potrebbero per mettere i cittadini a loro agio. In più negli ultimi anni abbiamo dovuto fare battaglie abbastanza dure, per esempio sulla portabilità del mutuo da una banca all'altra o sulla sostituzione del mutuo con la cosiddetta surroga, eccetera, tutte operazioni che erano state concordate tra le associazioni dei consumatori, il governo, il Parlamento per venire incontro alle difficoltà economiche delle famiglie. Anche sul passaggio da una banca all'altra ci sono molte cose da sapere, per esempio i costi, se si tratta di una surroga sono a carico della nuova banca, mentre se si tratta di una sostituzione, cioè si chiude il vecchio mutuo e se ne apre un altro, sono a carico del cliente. Abbiamo parlato all'inizio di questo